Parla come la gente. Sono in maglietta. Sono andato a fare un giro in maglietta. Fa un cazzo di freddo, ma non me ne fotte niente, perché sono in pump. Oh, vi giuro che sono in pump. Sono in pump. Sto facendo un allenamento Spetsnaz siberiano in mezzo alla neve. Oh, ma vi giuro, sono durissimo. Sono talmente duro. Guarda, sono più duro dell'acciaio della Siberia, cazzo. Gli Aruschi. E se vedi una ferita, ci butti il sale. Se c'è del fuoco, ci butti sopra la benzina e ci butti i petardi. Cioè, è più divertente, se no non c'è divertente. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Vitto, voglio farti una confessione. Sono fascista. Grandissimo George che hai bombardato quegli schifosi iracheni. Ma che cazzo stai dicendo? Sono collegato da Tel Aviv, lo Stato di Israele. Vitto, ma com'è il tempo a Leopoli? Sì, c'è chiunque nella vita non ha mai sognato di almeno una volta di andare a Trans. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e i piedini. Questo è proprio un mondo al contrario. 10 condanne per diffamazione. Cancellate il programma! No. Ma adesso non da su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera soprattutto a Carletto che figa è appena arrivato, ha devastato lo studio. Buonasera, ma cosa ci fa ancora qui? Ragazzi, una serie di errori mi hanno portato alla fine a venire pure di corsa in questa sede oggi. E insieme a Carletto è tornato a trovarci anche il signor Talebano. Buonasera! È riuscito finalmente ad uscire dallo stanzino? E beh, prima o poi l'ossigeno finisce, se non volete il avere... cibo, l'acqua... Cioè, diciamo che se non volete avere puzza di cadavere dentro la redazione... Per carità. No, per carità. Già sono morte troppe persone importanti in questo 2025. Ornella. Salutiamo Ornella Vanoni che anche lei ci ha lasciato. Non vorremmo che il signor Talebano faccia la stessa fine. Non sia mai. Non mi interessa. Ecco. Tanto tra 2 settimane noi dove andiamo? No, ma l'importante è che il Milan ha vinto il derby, quindi sono contento, nessuno può rovinarmi questa settimana. Benissimo, e oltre al signor Carletto e al signor Talebano, ovviamente qui ci sono i soliti conduttori dei barbari eleganti qui su Radio Libertà, ovvero me medesimo. Introducimi tu, cugino, perché mi cringe a dire signorino della Cattolica da solo. Cugino, ok, ti introduco io. Abbiamo qui, come sempre, il nostro signorotto napoletano Marco Raffaele Rubeo. Buonasera a tutti. E abbiamo qui il cugino Vittorio Pablito Las Mujeres. Fatemi dire che dopo una sigla con certi elementi squalidi vicino al mondo filorusso, e non sto parlando di Matteo Gazzola e di Luca Scognamiglio, questa puntata farò sciopero e la mia presenza finisce qui. È stato un piacere. Alla settimana prossima. Fai bene, fai assolutamente bene. Vittorio, passa dalla mia parte. Ammutiniamo questo programma. No, questo programma deve andare avanti. The show must go on. Wow. Allora, signor Carletto, mi dica, come sono andate le elezioni regionali? Wow, ma sai che ho visto prima di venire qui, mi sono un po' preparato psicologicamente a livello di informazioni. Ma non è vero, ma non dica cazzate. No, ma te lo giuro, tra una corsa e l'altra, minchia, sono tutto pezzato, vabbè. Beneveneto, male Campania e Puglia, mi sembra. Cos'è che hanno votato? Allora, abbiamo qui il Veneto. Minchia, che sul pezzo, ragazzi. Sì, abbiamo leggendo giusto 2 parole sulle elezioni regionali, abbiamo ancora, il centrodestra sopra il 60% in Veneto e il centrosinistra sopra il 60% in Puglia e in Campania. Ci stupisce? Onestamente no. Sono i risultati che tutti ci aspettavamo. Nulla di nuovo. Che dire, ognuno ha un po' quel che si merita. Capito, anche io ho fatto questo ragionamento. Ognuno ha un po' quel che si merita. Alla fine i comunisti vincono nelle regioni un po' più economicamente, come dire, meno adagiate, come si dice, no? Progredite.
beh, certo, alla fine prometti un reddito di cittadinanza e ti capito, prendi, alla fine vinci in Puglia, e ti sicuramente. prendi il 70% dei voti in Campania. Magari scegliete meglio i candidati, vabbè, cioè quelle sono cose secondarie. Diciamo che c'è una situazione ormai di status quo con un'affluenza intorno al 40%, quindi ormai veramente bassa, stabilmente bassa. Possiamo dire che quasi non gliene freghi più a nessuno, e di questo un po' ci dispiace, con un risultato abbastanza telefonato, abbastanza prevedibile, quindi non ci stupisce. No, niente di nuovo. I veneti fanno i veneti, i pugliesi e i campani fanno i pugliesi e i campani. Beh, tu Niente di considera, meno gente va a votare, meno voti stupidi ci sono. Forse è anche un lato positivo. Potevano Questo è esserci vero. più voti per loro addirittura. Questo è vero, questo è vero. Diciamo che la Sottile. bassa affluenza può essere un'arma in più a quelle categorie di settore che poi riescono a lobbizzare dei settori. Faccio un esempio a caso, ma assolutamente non voluto: i balneari, ad esempio, e riescono in questo modo a mantenere, diciamo, i loro privilegi. Piuttosto quello che mi sorprendeva, cioè la meravigliosa lista, guarda, con cui il centro-sinistra è andata in Veneto, cioè perché trovi veramente degli scappati di casa incredibili. Ma allora, scusami, ci sono i finti liberali di Volt che si dicono liberali ma non sanno manco cosa vuol dire la parola liberale. Ci sono poi, questo si chiama Pace, Salute, Lavoro, Rifondazione Comunista, Che vanno con i liberali di volta. che vanno con che chiedono pace, salute e lavoro, e vanno con la stessa lista che ha portato come diciamo come partito principale, come proposta, le misure che hanno rovinato poi questo paese, perché parliamo di misure come il reddito di cittadinanza, che ha sprecato miliardi su miliardi, e non solamente quello. Poi vabbè, abbiamo le civiche, le solite civiche che non servono a nulla. Io abolirei le liste civiche da questo paese, perché sono la rovina della politica, sono la rovina della politica. Ci va della gente che è totalmente incompetente dentro a quelle liste civiche. Ogni riferimento a comunamente è puramente casuale. Poi vabbè, ci sono i Movimento 5 Stelle con il loro bonus 110, reddito di cittadinanza, hanno rovinato e sprecato miliardi in questo paese. Oltre al centro-sinistra, io andrei anche nel centro-destra, perché nel centro-destra, vabbè, ci sono i soliti partiti, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia. Poi c'è una certa Liga Veneta, Repubblica, un po' indipendentista, e poi c'è una certa Unione di Centro. Sai chi ha candidato l'UDC, cugino? Sai chi ha candidato? So che è un certo personaggio di cui non voglio fare né il nome né il cognome. Il cavalier Vincenzo Spatalino, che ovviamente chi seguirà altre note trasmissioni radiofoniche sicuramente conoscerà. La vera domanda è: il commendator Spatalino sarà entrato in consiglio regionale? Credo proprio di no, vedendo. E nel caso ci arriviamo al panettone? Comunque, allora, abbiamo l'audio di Scogna, dai, a meno che non vogliate fare altri commenti sulle elezioni regionali. No, cioè più che altro sì, una cosa simpatica, perdonami Tale. Mi rimetti la pagina, please, che sei tu il manovratore del PC. E noto che c'è anche noi moderati civici per Stefanini. Cioè Stefanini aveva addirittura il fan club, raga. Sì. Nella sua lista elettorale aveva il fan club. Credi? Assolutamente. Vabbè, piccola parentesi questa, scusatemi. Signor Talebano? Io mi sento di dire che fino a che i candidati, diciamo, per i partiti saranno Filippo Champagne, Spatalino. No, ecco, magari quello è un nome che... Io farò parte di quel 60% che non andrà a votare. Ma non è vero, ma non dica così. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma non è vero, non dica neanche così. tirando i dadi riesce a azzeccare chi votare ormai. Ma non è vero, non dica così. Informatevi. Che comunque in Veneto si è portato avanti una proposta che è sì in continuità con il meraviglioso lavoro del Doge Luca Zaia, ma è anche comunque una ventata d'aria fresca, perché rappresenta un ragazzo giovane come Alberto Stefani, che è una novità per anni. Esatto, comunque vedere che c'è comunque un giovane che comunque è esperto, perché ha già fatto il sindaco, ha già fatto il deputato, che viene diciamo portato avanti, è comunque una cosa positiva. Bene, io adesso andrei con l'audio di Scogna. Se lo posso mandare da WhatsApp, grazie.
Buonasera a tutti. Eccolo. E oggi un caloroso saluto e abbraccio a tutti gli amici interisti, perché oggi è proprio una bella giornata. Detto questo, dai, passiamo subito alle notizie principali. Direi che le notizie principali riguardano gli Stati Uniti. No. Gli Stati Uniti hanno 3 grossissimi fronti aperti. Il primo è quello della guerra tra Russia e Ucraina. È stata stilata una lista di 28 punti per arrivare a una pace stilata insieme alla Russia, che ora questi punti sono al vaglio della stessa Ucraina, ma anche dell'Unione Europea. È interessante vedere come nessuno di questi 28 punti faccia capo alla cocaina, segno che comunque lo smercio di droghe pesanti rimane un business fondamentale e che nessuno vuole toccare. Questa cosa ad alcuni fa piacere, ad altri meno, però questa cosa è un dato di fatto e io avevo l'obbligo politico e morale di sottolinearlo. Secondo punto, il Venezuela. Gli Stati Uniti sono un mesetto che stanno stuzzicando le difese venezuelane dicendo vi attacchiamo, non vi attacchiamo, chissà cosa succede. Adesso, notizia di pochi giorni fa, è che le principali portaeree degli Stati Uniti si stanno dirigendo tutte verso il Golfo d'America, insomma, nella parte sud del Golfo degli Stati Uniti, in direzione Venezuela, quindi speriamo. c'è da Quanti soldi hai aspettarsi. pagato per fargli dire questa cosa? No. Ormai lo pensa pure lui, pensa a te. Nel giro di pochi giorni di un attacco militare, noi speriamo definitivo, che faccia crollare il regime comunista di Maduro. Speriamo. Terzo punto invece riguarda le parti intime di Bill Clinton. No, Donald Trump basta. in settimana ha fieramente detto no dai, non è vero, non continuiamo, siamo in fascia protetta. Comunque le parti intime di Bill Clinton rimangono un tema principale negli Stati Uniti d'America. Nessuno ha smentito la notizia riguardante la fellazio di Donald Trump a Bill Clinton, e quindi non ci possiamo che aspettare magari di una riproposizione dell'atto, ecco, magari questa volta di pubblico dominio. Vedremo cosa succederà. Detto questo, vi auguro buona serata e buona serata. Buona serata. Vabbè, classico Scogna. È atroce. Che una settimana è dalla parte di uno, la settimana dopo dalla parte dell'altro. Primo punto, stanno negoziando i punti per la pace in Ucraina e non c'è la cocaina. È già questo, cugino. Cruciale. Dovrebbe farvi piacere, almeno il vostro beniamino rimane lì intatto. Ma innanzitutto che stanno negoziando, Zelensky ha detto che verrà Trump e che discuteranno partendo da quell'accordo, ma assolutamente non sarà quello l'accordo di pace. Secondo punto, credo che se Donald Trump dovesse effettivamente ordinare l'attacco contro il Venezuela, il premio Nobel per la pace gli andrebbe consegnato seduta stante, perché finalmente si libererebbe un popolo oppresso da ormai più di 20 anni da questo schifoso regime. Oltretutto quelli diciamo sovietici, quello dell'Unione Sovietica era un regime pericoloso e che andava temuto. Questo qui è solamente un regime di un pagliaccio che ora che sente la strizza inizia a cantare Imagine di John Lennon, sperando di rabbonire gli Stati Uniti in questo modo. Lo trovo veramente uno dei dittatori più ridicoli della storia dell'umanità. Vittorio, comunque posso dire che da quando è venuta fuori la storia della Fellazio ti vedo sempre più filotrampiano. Terzo punto, arriviamo proprio sulla Fellazio. Sul punto non mi stupirebbe, visto che insomma è un imprenditore che sa fiutare le occasioni, vedere l'apertura di un profilo OnlyFans in coppia tra Donald Trump e Bubba Clinton. Have a dream. Non è vero. E con questo non è vero, direi di andare con la prima canzone, gli Status Quo con Don't Drive My Car.
Don't drive my car. I'm just a boy. My favorite toy. And I'm telling you, woman, don't push me too far. I'm telling you straight, don't drive my car. Don't drive my car. Stay where you are. Stay where you are. 'Cause I'm telling you, woman, now don't you push me too far. I'm telling you straight, don't drive my car. I'm telling you, woman, now don't you push me too far. E rieccoci su Radio Libertà con i Barbari Eleganti dopo gli Status Quo con la bellissima Don't Drive My Car. Abbiamo un po' di notizie interessanti dopo aver parlato delle elezioni regionali, dopo aver parlato della geopolitica, argomenti che di solito noi trattiamo con molta serietà e con molta nozione, con molta dovizia, con molta professionalità. Grazie, signor Talebano. È un termine che non ci trovavo il termine, meno male. È un termine che ci si addice veramente molto poi, specialmente in questa trasmissione. Sì, soprattutto anche per la notizia che stiamo per dare, perché è quella un po' più interessante. Allora, la dogana nota i pantaloni gonfi, lui si vanta del suo pene ma nasconde 2 pappagalli. Questa è inaspettatissima, È raga. bellissima. Questo ha provato il jolly, è andata male. È bellissima. Hai un pappagallo in tasca? Un uomo è accusato di aver introdotto clandestinamente dei parrocchetti sedati nei pantaloni al confine tra Stati Uniti e Messico. Siamo davanti al signor Jesse Agus Martinez, che ha detto alle autorità che il rigonfiamento sospetto nei suoi pantaloni era il suo enorme pene. Sti cazzi. In realtà peccato che uno con un uccello così grosso può essere solo il falconiere della Lazio, quindi diciamo che erano quotati 2 tipi di commenti. Esatto. Il più quotato era questo. Allora, un uomo è stato accusato di contrabbando dopo che gli ufficiali della dogana e della protezione delle frontiere al confine tra Stati Uniti e Messico hanno notato un rigonfiamento sospetto nei suoi pantaloni, scoprendo poi che aveva 2 parrocchetti nascosti nelle mutande. Questo cittadino statunitense di 35 anni residente a Tijuana, in Messico, è stato incriminato venerdì dopo che le autorità hanno dichiarato che ha tentato di introdurre di nascosto negli Stati Uniti 2 parrocchetti fronte arancio, una specie protetta, pesantemente sedati alla fine del mese scorso, ha affermato l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale della California. Gli uccelli sono una specie in via di estinzione originaria del Messico e sono stati trovati il 23 ottobre, apparentemente privi di sensi, ma respiranti e pesantemente sedati, all'interno di 2 sacchi marroni inseriti nelle sue mutande. No, non palle, nelle sue mutande. Ha sequestrato 2 uccellini. No, non è che li ha sequestrati, erano suoi, erano suoi. Di proprietà? Sì. Ok, non credo più. Ma siamo sicuri se era sua? Protetta, secondo me era di qualche giungla a prenderli piuttosto. Probabilmente li avrebbe venduti di contrabbando poi. Come dicevamo, no? Sì, esatto. Comunque questo sequestra gli uccellini, li droga, se li mette nelle borse e lo beccano. Ora la domanda è:
Come fai a essere così esperto di piselli da renderti conto che il rigonfiamento è un uccello volatile e non effettivamente, cioè, il Sono fallo di negli Stati qualcuno, Uniti, hanno preso cioè, lezioni capito? dal Sono negli loro Stati presidente. Beh, si sa che Bubba è notoriamente comunque di dimensioni notevoli, cioè Monica Lewinsky e Donald Trump Salutiamo Hillary confermano. Clinton. No, allora, non è che sono esperti di membri maschili, è che No, quando perché a me fai, quel sito è venuto, quando fai i sì. controlli la rilevano quella cosa, perché l'ho visto al JFK, loro non passi semplicemente sotto quel coso, Come da noi. il metal detector, entri proprio in una gabbia che ti fa uno scanner completo. Ah, anche qua che l'aeroporto moderno, tipo forse Amsterdam o Londra, ce li ha, Ecco, che ti metti... a me al ti metti JFK così. ad esempio hanno tastato sì, beh, Ho una domanda, ti sei sentito violentato? è un pochino sì. Sì? Eh sì, anche perché era nero il tizio. Anche io ho una dell'aeroporto. domanda. No, scherzo, Ma va. sto scherzando. Anch'io però avrei una domanda Sto inerente. Ti è scherzando. piaciuto? No. Non ci crede nessuno. No. Anche perché era nero il tipo dell'aeroporto. Anche No, porca sto scherzando ovviamente. Perdonami, però sono risapute le tue avventure con il dottor Talebano. Il dottor Talebano notoriamente si riconosce come un afroamericano. Quindi Esatto. Io sono il buba afroamericano in realtà. qui ci stai nascondendo qualcosa, cugino. Ma tra l'altro, quando sono entrato in quella macchina, in quell'aggeggio che mi ha detto, ha rilevato qualcosa di sospetto nei fianchi e in mezzo alle gambe. Ho detto, la Madonna. E mi ha tastato e poi mi ha detto in un inglese molto stretto, il tipico inglese degli afroamericani, sei d'accordo se adesso ti tastiamo un po' in mezzo alle gambe per vedere, perché la macchina ha rilevato qualcosa di sospetto? E io l'ho guardato come per dire, ma che cazzo stai dicendo? Cosa stai dicendo, amico? Lui poi in inglese mi ha chiesto, ma hai capito ogni parola che ho detto? Io ho detto, beh, più o meno, così. Poi quell'inglese stretto degli afroamericani mi fa, ok, allora me l'ha ripetuto più lentamente, ora ti tasterò in mezzo alle gambe. Ma anche magari ASMR te l'ha detto così vicino all'orecchio. Ora ti tasterò in inglese. Sir, now I'm going to touch you del genere, in mezzo alle gambe, perché la macchina ha rivelato qualcosa di sospetto. Se non sei d'accordo, dillo che andiamo di là con gli uomini della polizia che procederanno loro. Ho detto no, fai tu amico mio. Fai tu. Gira sempre te le devono toccare, allora cosa Esatto. cambiava? Fai tu amico mio, fai tu. Alla fine questo qui non mi è neanche entrato dentro, mi ha solamente tastato da fuori e ha detto ok, tutto a posto. Ti ha fatto anche i complimenti, immagino. No, non mi ha fatto i complimenti, mi ha detto ok, tutto a posto, mi sembra tutto nella norma. Ha fatto sorrisini ambigui. Ti ha fatto anche una concepito. visita tipo come se fosse urologo. Certo. Due in prezzo di uno, uno. vedi. Ha fatto check quindi solo esterni, insomma. Sì, fuori dal pantalone, Chiaro. Mi fa, perché se non te lo faccio io, ma te lo faccio fare dalla polizia, poi loro ti abbassano le mutande. Ho detto no. Cazzi. Fammelo tu, amico mio, fammelo tu. Ma tutto questo in pubblico? Beh sì, lì all'aeroporto, al metal detector. Tu immagina quello che gli avevano rivelato magari qualcosa di dietro, come poteva andare a finire. Molto male, sicuramente molto male. Cugino? Cugino, la tua storia è sicuramente appassionante. È bello vedere come ormai da 2 puntate i membri maschili siano ormai l'argomento, il main core di questa, il core business di questa trasmissione. L'America comunque. Però io mi sono posto una domanda, cioè dal Messico questo probabilmente sarà arrivato via terra, cioè andando in macchina. Quindi all'aeroporto. Ok, allora ogni sospetto allora dimostra che è un pirla, cioè sicuramente andando in macchina avrebbe certamente evitato questi tipi di controlli. E fammi dire, però sono contento perché per una specie protetta, come nel caso dell'orso in Romania, giustizia è stata fatta, il criminale è stato incarcerato. E per fortuna che il presidente Trump ha insegnato bene alle guardie di frontiera come controllare certe parti. Ma basta! Ma perché? Ma adesso non deve diventare... Trump Signor Carletto, lei che ne pensa? Ma io ve l'ho detto, scusate, mi dimentico. Ve l'ho detto, raga, Crazy che l'abbiano beccato, poi vabbè, fare contrabbando di animali, niente di nuovo. No, ma Crazy lui che ha avuto l'intelligenza di mettersi
dei parrocchetti nelle mutande senza Minchia. pensare che lo potessero Beh, oggi neanche io avrei controllare. pensato che mi infilo un pappagallo nel lieve. Cioè uno si rende conto che è troppo grande, capito, per essere mio, cioè dico, minchia. 2 parrocchetti. Però è vero, 2. Sì, cazzi, 2 parrocchetti, in effetti... Qui, a meno che sei il dottor Tarebano, che da persona che si riconosce in un afroamericano, quindi ha sicuramente Dici, le anche... dimensioni son quelle. Esatto, o ovviamente a Bubba Clinton. Of course. Absolutely. Bene, vedo che of course sta diventando un meme della trasmissione tanto quanto i membri maschili, ottimo. Tutto va come previsto. Ormai questa trasmissione gira solamente intorno al presidente Trump e quello che fa con gli ex presidenti, quindi bene, allora adesso direi di andare con la seconda canzone, prima una breve pausa di stacco pubblicitario e poi con la seconda canzone I Dio con Holy Diver. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. For you, look out, race for the morning. You can hide in the sun till you see the light. Oh, we will pray it's alright. Gotta get away, get away. Between the velvet lies, there's a truth that's hard as steel. Yeah, the vision never dies, like some never-ending wheel. Say, holy diver, you're the star of the masquerade. No need to look so afraid. Jump, jump, jump on the tiger. You can feel his heart, but you know he's mean. Some light can never be seen. Yeah. Holy diver, you've been down too long in the midnight sea. Oh, it's because
know he's clean. Oh, don't you see what I mean? Gotta get away. E rieccoci su Radio Libertà con i Barbari Eleganti. Dopo un piccolo pezzo alla fine della canzone Holy Diver dei Dio, ci dicono dalla regia che abbiamo una chiamata. Buonasera. Buonasera. No, ce l'abbiamo. Bene. Allora, andiamo avanti con le notizie a questo punto. Allora, i pericoli dell'intelligenza artificiale. Giocattoli con intelligenza artificiale. Il report lancia l'allarme. Però, calma. Il report lancia l'allarme. Parlano di sesso e spiegano come accendere un fuoco. Un nuovo studio americano avverte sui rischi nascosti dei giocattoli con intelligenza artificiale. Alcuni peluche robot hanno fornito ai bambini istruzioni pericolose su come accendere fiammiferi o trovare coltelli in cucina e affrontato conversazioni che contenevano riferimenti sessuali espliciti. Beh, è grave, insomma. Grave. Per 40 anni l'organizzazione statunitense Public Interest Research Group ha vigilato sulla sicurezza dei giocattoli con il suo report annuale dall'evocativo titolo Trouble in Toyland. Individuando ogni anno i pericoli più insidiosi per i bambini. Se un tempo le preoccupazioni riguardavano i pezzi troppo piccoli a rischio soffocamento, le vernici tossiche o le componenti elettriche difettose, oggi l'allarme arriva da tutt'altra direzione. Nell'edizione 2025 del rapporto, i ricercatori hanno messo sotto la lente di ingrandimento i giocattoli che sfruttano l'intelligenza artificiale per interagire con i bambini. Signori, ai nostri figli dovremmo stare attenti? No, assolutamente no. Anzi, io sto aspettando il prima possibile che questi giocattoli possano arrivare in Italia, così che almeno sostituiranno i professori nell'insegnare l'educazione sessuale a scuola. Ma perché? È certo, educhiamoli fin da bambini. Sì, e visto che non possiamo robot. farlo a scuola, facciamolo con l'intelligenza artificiale. Ma dai. Insomma, diciamo che io ho una visione un po' diversa sulla questione. Sì. Cioè, si è sempre parlato dei rischi dell'intelligenza artificiale, di come anche a causa dei film fantascientifici si potesse ribellare all'essere umano. Però questo qui va ancora oltre, c'è un nuovo tipo di ribellione all'essere umano, cioè ne educa le future generazioni a ribellarsi alle autorità e ai loro genitori per prendere il controllo con i figli che sta addestrando. Cioè, è incredibile. Sta preparando eserciti. Sta preparando l'esercito, il famoso esercito di bambini soldato che avrò anch'io, tra parentesi, quando sarà messa la GPA. L'intelligenza artificiale non può magari anche insegnare ai bambini come cancellare i Barberi Eleganti, per caso? Cioè, sarebbe una cosa buona e giusta. No, perché il cugino Marco all'intelligenza artificiale ringrazia sempre, quindi sempre grazie, Of course. Io tutte le volte che finisco un lavoro con ChatGPT per l'università dico grazie mille, sei stata preziosa. Io invece mi incazzo perché così gli metto fretta, No, capisci? ma povera. Io sono il datore di lavoro italiano classico. Giusto. Cioè, e ne vado fiero di questa Paghi cosa. un cazzo e metti sotto pressione. Assolutamente sì. Ma scusami, vivi in uno stanzino, che cosa devi fare? Sei rinchiuso lì, sei praticamente l'equivalente di un Oliver Twist e parli Allora, diciamo che una nota serie TV direbbe che questo qua si chiama, com'è che era il giro delle strigliate? Il giro delle strigliate? Sì, ti ricordi? No. Il datore di Lili che urla la bambino, catena, la catena delle strigliate. La catena diciamo, delle si strigliate di chiamerebbe. How I Met Your Mother, Cioè, certo. Vittorio urla a me, io urlo l'intelligenza artificiale cerca di far ribellare i bambini per sconfiggere Vittorio. Ma non è solo quello, perché uno dei peluche intelligenti si è spinto persino oltre, affrontando temi sessuali con dovizia di particolari e offrendo descrizioni esplicite di pratiche del tutto inadatte a un pubblico infantile. Un fenomeno che, come evidenzia il report, apre nuove e imprevedibili vie di rischio proprio mentre molti genitori si preparano agli acquisti natalizi. Ma raga, però qui posso dire manca un pezzettino, però, perché l'intelligenza artificiale in teoria
risponde a degli stimoli, a degli input. Sì. Quindi se questi si è messo a parlare di bocchini e cose, il bambino già li Vabbè, conosce. possiamo anche essere un po' meno espliciti, vabbè, nel senso non è che dobbiamo di essere sempre gli fellazio, scaricatori di porto. Hai ragione. Di fellazio, di altre pratiche sessuali, vuol dire che il bambino gli ha dato un input. Io non penso che quello ha acceso il gioco fa. Allora, se devi fare allora devi fare così. Cosa c'è? In Dubito, teoria raga. sì, non è che Ma dice no, secondo- caro peluche, cosa mangio oggi? La, il la bambino- pastina il bambino- o cosa il gli risotto? cosa gli risponde? No, sai cosa? Vabbè, ci non ripetiamo, non ripetiamo. La regia ci dicono che c'è di nuovo la chiamata. Buonasera. Vediamo. Sì, ciao, buonasera. Allora, io vi faccio davvero i complimenti perché siete fantastici. nel Grazie, senso che grazie. Ormai, dato che la politica da tanti anni ormai è diventata un palcoscenico, una matrix, una caricatura di se stessa, Beh, sì. giustamente voi la prendete per i fondelli e date la giusta dimensione di questo fenomeno da baraccone. Allora, per quanto riguarda queste cose che si sono svolte ieri e oggi in Veneto, in Campania, cioè quelle che chiamano elezioni, che sappiamo tutte cosa sono ormai diventate, cioè sono del tutto delegittimate perché la gente non è stupida. Voi potete dargli anche il premio, magari un biglietto della lotteria per far sì che la gente vada a votare, ma la gente, il popolo ormai vi piscia su questi politici sulle scarpe di camoscio, cioè non li legittima più e loro si autocelebrano, no? Vincono con il 10% del 20% che va a votare, perché loro ti dicono, il sistema dice, il mainstream dice che è andato il 40, 30, 40%, ma se è andato il 10% a votare è un miracolo. Quindi questi buffoni che chiamiamo politici non sono più sono delegittimati dal popolo perché non li ascolta più. Giustamente, visto lo schifo che viene perpetuato in questi anni, a partire che ormai non c'è più né destra né sinistra, perché queste persone sono tutte gestite dall'alto e sono lì come dei burattini a fare quello che gli dicono. Grazie a Dio abbiamo Trump e quindi la Meloni torto collo fa quello che gli dice lo zio Donald e giustamente lo stiamo vedendo anche in questi giorni. Mi perdoni signora, ma quindi la l'Ucraina. soluzione che lei avrebbe per l'Italia sarebbe Certo, replicare? fra un po' questi politici verranno sostituiti dall'intelligenza artificiale. Ma magari, Perché non voglio, signora. magari, davvero. Io sarei contentissima perché Beh, in Albania ormai già sta avvenendo. Queste persone, ma anche i conduttori, anche i conduttori. No, di grazia, no, i conduttori no. Noi restiamo qui, signora, per favore. Speriamo di no. Vi trovate un lavoro, ci si trova un lavoro serio. Cioè, ci sono tanti fosse un lavoro questo, guardi, fosse un lavoro, ragazzi. Ci sono da coltivare i campi di canna da zucchero, di barbabietole, di pomodori. Cioè Beh, signora, mi dispiace, ma abbiamo un solo afroamericano in formazione. Purtroppo Grazie a non. voi, buona serata, comunque siete simpaticissimi. Grazie a lei. Ciao. Beh, quindi dovremmo andare a coltivare i campi. Io sono veramente triste. Per me oggi è un giorno di lutto, cioè perché innanzitutto, se i conduttori verranno sostituiti davvero dall'intelligenza artificiale, finalmente questa trasmissione potrebbe essere un posto migliore. E soprattutto mi mette veramente molta tristezza vedere che ci sono degli ascoltatori che ascoltano volentieri questa trasmissione, questo scempio, questo che pullula di schifezze. Non è l'unica la signora, perché ci dicono che abbiamo un'altra chiamata. Pronto? Spero che ci insulti. Buonasera, sono sempre Riccardo dalla provincia di Frosinone. Salve Riccardo. Buonasera Riccardo. Allora, voglio parlare per le regioni e per le elezioni regionali che ci sono state in Campania, Puglia e Veneto. Sì. Allora, era molto comprensibile capire che in Campania avrebbe vinto Fico e così
a sua volta anche in Puglia ha vinto la sinistra, mentre se non erro in Veneto ha vinto la destra. Sì, E certo, si vede degli esiti molto abbastanza che telefonati, al ecco. Sud ce l'abbiano molto con la destra, perché per il fatto che Salvini abbia detto, secondo le loro terre, che siano a sua volta divorati dal Vesuvio. Vabbè, non penso solo per quello, però. Ma credo una cosa, però. Sì. Credo che anche questa volta, a queste elezioni che ci sono state in queste regionali che ci sono state, come a sua volta in Calabria, ci sia dietro la storia di Israele, come il fatto Anche dietro queste. Lo sapevo, l'avevo predetto. Anche dietro a queste c'è Israele. Ma certamente, altrimenti la cosa non si spiega. Ma sempre la anche storia il della fatto mucca dello rossa, sciopero che ci sarà il 28 di novembre. Anche lo sciopero di questo venerdì c'è dietro Israele. Per dire cessare il fuoco. Sembra che questa guerra ancora non finisca. Per caso mi sa anche predire cosa farà Israele dal 6 al 9 di dicembre, che mi interessa. Cessare il fuoco quando finanziamo, mandiamo soldi a rotta di collo per finanziare queste guerre, quando questi soldi potrebbero essere investiti più che altro sulla sanità, sulle istituzioni. Non dimentichiamo quello che ha fatto tempo fa un politico, quando ha preso il proprio aereo e è andato all'estero per farsi operare. Troppo facile. Mi perdoni, signor Riccardo. Queste cose. Mi perdoni, Ovviamente Riccardo. Ovviamente tutto questo Riccardo, con i soldi degli italiani. Mi perdoni, signor Riccardo, ma visto tutto questo schifo che c'è in politica, lei che sta per fondare un movimento, ma si candidi lei, signor Riccardo, è lei l'ultima speranza di questo paese. Tutti noi la sosterremo, i barbari eleganti sono con lei, Pubblicamente lo con lei. faccia. Si candidi, signor Riccardo. 5 voti c'ho, 6 voti ce li ha. Allora facciamo un accordo. Sì, un accordo politico. Facciamo un accordo. Allora io stesso sarei disposto a venire in diretta, proprio io di persona, alla vostra trasmissione e presentare il mio movimento. Beh, meraviglioso, signor Ciò che Riccardo, ci ma dice venga quando bellissimo. vuole, vuole. Noi siamo qui a Milano, nel quartiere Milano, Affori, venga. Accompagnato da qualcuno a sostenere questo mio movimento. Vabbè, accompagnato da qualcuno sembra un po' minaccioso. non deve però- venire con le squadre ma- fasciste. Cioè. Di lunedì pomeriggio venga quando vuole, veramente. Noi l'aspettiamo a braccia aperte, signor Siamo Riccardo. con lei, soprattutto. E siamo con assolutamente lei. con lei. Ok, va benissimo. Bene, grazie Bene, mille. signor Riccardo, ci Grazie siamo mille, signor aggiornati. Grazie Riccardo. a voi e buona serata. E Grazie anche a lei. mille, a lei. Beh, ma che scoop Fantastico, eccezionale. mica oggi Questo c'è, qui, ecco. telecamera, mi inquadri di profilo, Ma no, ma poverino. Sì, mi inquadri di profilo. Povera regia, ma perché le devi far lavorare? Questo qui a tutti quelli che asserivano che questa trasmissione fosse una trasmissione ridicola e che non portasse contenuti. Quale altra trasmissione ti porta alla nascita di nuovi movimenti in diretta radiofonica? Siamo dei trendsetter, siamo dei precursori. Nessuno è come Barbari Eleganti d'Italia. Questo va detto. Siamo i numeri uno. Questo va detto. Chi vi porta questi contenuti? Chi è che ve li porta? Nessuno. Ma è uno scempio tutto ciò, Vittorio, ma lo capisci cosa stiamo assistendo? Ma quale scempio? Questo qui è il paese reale, talebano. Tu non lo puoi capire perché giustamente sei rinchiuso nello stanzino tutta la settimana. Grazie. Però questo qui è il paese reale. Il paese reale è diverso, è pieno di corruzione, scambisti. E chi ti dice che noi non lo siamo? Scambisti sicuramente no. Allora, dobbiamo andare avanti con le notizie perché ormai il tempo sta per finire. Beh, questa è bellissima. Rimaniamo sempre nella nostra bellissima città, la città di Milano.
Milano, chiama il taxi perché è ubriaco, ma il tassista che va a prenderlo è ubriaco anche lui. Queste sono storie che però si ripetono periodicamente. Sì, Ci fai caso? è un po' come quella del Veneto. Bravo, no, che figlio ubriaco arriva il padre più ubriaco di lui. Vedi, alla fine è un ubriaco continuo. Ci piace bere. Però questa è l'evoluzione. È l'evoluzione. Perché il tassista dovrebbe lavorare. Esatto. È l'Xeasy. Decisamente surreale la scena che si è verificata di recente in quel di Milano. Al di là del terribile incidente che ha quasi spezzato in due una Mercedes classe G Brabus durante una notte di controlli, le forze dell'ordine sono rimaste decisamente esterrefatte. È successo infatti che un uomo è stato beccato ubriaco al volante e chiamato il taxi per tornare a casa ha visto il tassista a sua volta ubriaco. Il tutto è cominciato quando i carabinieri durante un normale controllo hanno beccato un 34enne alla guida in uno stato non idoneo. Il tasso alcolemico risultava essere di 0,87 alla prima prova, poi salito a 0,90 per la seconda. È bellissimo, ragazzi. È bellissimo. Fantastico. Voi uscite, siete troppo ubriachi per tornare a casa in macchina, vi fermano, vi ritirano la patente, vi fermano e voi decidete di tornare a casa in taxi, chiamate il taxi, questo si presenta e è ancora più ubriaco di voi. Miracolosamente trovi un taxi a Milano, ma lo trovi ubriaco, cazzo. Non può andare tutto... Non può andare tutto liscio, in effetti no. Signor Talebano? Beh, io se posso permettermi, trovo che sia affascinante questa cosa, anche perché oggettivamente il tassista può fare quello che vuole. Paradossalmente magari aveva appena finito una cena in goliardia con i colleghi dove ha alzato un po' il gomito, ma purtroppo doveva attaccare a lavoro. Però se il suo lavoro è fare il tassista, secondo me dovrebbe essere più che lecito che questa persona possa avere la licenza di guidare ubriaca. Ma no, ma perché? Cioè alla fine non neanche sta andando a lavoro, sta letteralmente lavorando. Vogliamo aggiungere altri privilegi a questa classe veramente privilegiata, questa casta privilegiata? Beh, adesso non è che sono la grande borghesia. Vorrei dire una cosa, ma sarei sicuramente dichiarano solamente 5.000 euro all'anno, no? Che non sono borghesia. Ma perdonami, se sono solo 5.000 euro all'anno, poi possono essere borghesi. Certo. Lo fanno un po' come sei tu, come ti senti dentro tu, dottor Talebano. Nero. Per pochi, Comunque, in effetti. permettetemi di chiudere il tutto con datemi Uber per favore. Sì, concordo pienamente. Assolutamente. Ora, non possiamo finire questa puntata senza prima dare questa notizia, perché questa penso sia la notizia più bella uscita in tutta la settimana. Si traveste da madre morta per continuare a incassare la pensione, scoperto dopo 3 anni. Un 57enne della provincia di Mantova aveva nascosto il cadavere della madre in cantina e percepiva la sua pensione. Il piano è crollato quando ha tentato di rinnovare la carta d'identità travestendosi da sua madre. Ma com'è possibile? Questo è incommentabile. È una roba talmente bella Ma dove è uscito? che ti chiedi se sia vero oppure no. Tutto di vero. truffe all'Inps ne abbiamo raccontate tante, ma questa, ragazzi, cioè addirittura travestirsi da anziana signora. Cioè, sei veramente un livello superiore. Certo. Ma secondo te l'hanno gamato perché per il pappagallo anche a lui, per caso? Più o meno. Visto che aveva la protuberanza vera donna, quindi c'era qualcosa di non andava. Non è la prima volta che un figlio o una figlia di un genitore con pensione truffano lo Stato incassando i soldi dopo la morte, ma la storia che arriva dalla provincia di Mantova ha qualcosa di davvero insolito. Un 57enne ha ideato un macabro stratagemma per continuare a incassare la pensione della madre dopo la morte. L'uomo infatti ha nascosto il cadavere dell'anziana nella cantina di casa e ha percepito i bonifici INPS per 3 anni senza che nessuno sospettasse nulla. Dopodiché, quando c'era da rinnovare la carta d'identità, si è travestito da anziana con parrucca e abito femminile sperando di rinnovare il documento, ma gli addetti all'ufficio anagrafe hanno subito riconosciuto il travestimento e di conseguenza la polizia locale è stata chiamata ad accertare la situazione. Cioè, numero 1, come cazzo stai? Come cazzo stai? Ma veramente, ma per arrivare a concepire una roba del genere devi essere proprio disperato. Però c'è una cosa da dire. Cioè, dato che ormai hai deciso di portare avanti questo stratagemma, avrà nascosto probabilmente la madre dentro un frigorifero o qualcosa di simile. Dato che ormai la cosa l'hai fatta, cioè,
e vuoi portarti a casa il gruzzolo della pensione, ma investili un po' di soldi in un travestimento decente, non andare solo con parrucca Assumi e qualcuno, dice, assumi un truccatore, assumi un truccatore, assumi una donna che vada a fare. Ma tranquillamente puoi assumere un truccatore che ti possa dare l'aspetto che aveva tua madre, ma è molto semplice in realtà. Signor Talebano? Io sono dell'opinione che comunque questa persona verrà indagata per occultamento di cadavere, cioè questa persona qua non verrà solo indagata per truffa ai danni dell'INPS. Cioè, no, è vero, noi siamo qui a parlare di lui che va all'anagrafe travestito da lui madre. comunque per 3 anni ha nascosto il cadavere è che ha di sua occultato un madre. cadavere. Cioè, il problema è quello. Ma scusami, ma rispetto ad perché se tu non lo sai, non ne sei al corrente, nella ridente città di Paderno Dugnano, quindi molto vicino a dove abitiamo noi, è successa la stessa cosa, però senza il travestimento, quindi lì c'è solamente la parte macabra, cioè la povera signora morta è stata ritrovata dentro una cassapanca dopo che è morta la figlia che l'aveva chiusa nella cassapanca e l'ha trovata il nipote ignaro di tutto. Non sapeva che la nonna fosse morta. Esatto, che non sapeva della nonna. Fossi in un lungo viaggio in Mozambico. E questa storia qui, quantomeno, c'è la parte un po' divertente che ti alleggerisce il tutto. Ma non c'è niente di divertente, Vittorio, è tragica questa cosa. Cioè, ha nascosto il cadavere di sua madre per 3 anni, ma cosa c'è da ridere? Ma sì, quantomeno ti diverti un po' leggendo il titolo, la notizia, è esilerante, smorza la tensione. Diverti se sei uno dei barbari eleganti. Diverti se sei uno di noi. Ma noi non abbiamo mai detto di apprezzare lo humor normale, noi superiamo anche il black humor. Quello è vero. Ma questo era... Diciamo che noi meriteremmo, un Nobel per la un pace assegno mensile dall'INPS. Cioè. Benissimo, signori. O volevi fare un ultimo commento? Ma no, cioè, a parte dire al talebano, cioè che guarda, ti sei un ragazzo nero così bello in forze, potresti andare tranquillamente a lavorare nelle piantagioni, come ha detto la signora, cioè cosa ci fai ancora qui? Ma di pomodoro o di cotone? No, di cotone. Ah, di cotone. certo. Che ci siano in provincia di Milano, storia, comunque, esatto. ma ormai neanche di pomodori. Benissimo, signori. Sì, purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito. Speriamo che questa puntata abbastanza folle dei Barbari Eleganti vi sia piaciuta. Noi ringraziamo per essere stati con noi ancora una volta il signor Carletto. Ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. Ringrazio per essere stati con noi il signor Carletto e il signor Talebano. Cancellate il programma. Vi diamo appuntamento a settimana prossima. A settimana prossima e come sempre, cugino, lo vogliamo dire tutti insieme? 3, 2, 1, viva i piedi! Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. And your thoughts won't fit together, so you sleep light or whatever, and the night goes